insomma, è chiaro che la situazione non è solo quella del santo, insomma, penso che se avete girato la città non cambierà molto, voglio dire, non so se la zona attorno agli Scrovegni sia diversa, sparo gli Scrovegni per dire la zona Levitani piuttosto che, insomma, calcolando tutti, cioè se il flusso turistico è quello che è da una parte, dall'altra parte ci sono tutte queste restrizioni dal punto di vista così, amministrativo, cioè non è che questa cosa si trascina da settimane adesso, perché diciamo hanno respirato un po' una situazione diversa durante l'estate, ovviamente, perché c'era stato un po' questo allentamento e la sensazione anche di una certa normalità. Poi la seconda ondata si sta dimostrando tale e quale alla prima. L'unica diversità, se vogliamo, è che rispetto a questo lockdown totale che aveva coinvolto anche le celebrazioni, adesso, almeno da questo punto di vista, c'è la possibilità di frequentare poi i momenti celebrativi. La basilica è in città e quindi diciamo un certo giro di persone c'è, però la basilica non è una basilica internazionale, la basilica respira diciamo col mondo, e questo mondo adesso non c'è, quindi non c'è fisicamente. Poi noi in realtà, come forse sapete, abbiamo attivato con la primavera, con la festa del Santo in modo particolare, i social che sono molto attivi, le dirette televisive, la diretta streaming, eccetera. C'è un fermento da questo punto di vista, c'è un contatto molto vivo, insomma, cioè è impressionante vedere le migliaia di persone che seguono la Basilica e che per certi versi quindi hanno scoperto la Basilica, hanno la possibilità di un contatto con la Basilica che forse neanche ci si immaginava si potesse avere, e noi stessi non immaginavamo di avere, perché anche in questo Natale o in altre circostanze, come è stata la festa dei santi e la commemorazione dei defunti, cioè i contatti attraverso i social sono stati migliaia di migliaia, e con la possibilità di offrire la candela piuttosto che la preghiera, piuttosto che l'offerta, piuttosto che un contatto con i frati. Quindi sono aspetti indubbiamente che aprono un risvolto diverso rispetto a quello che comunemente, diciamo così, appunto noi intendiamo quando parliamo della Basilica e vediamo le frotte di pellegrini. Qui i dati invece sono penosi, perché ovviamente la Basilica vive di gruppi, a parte il turismo, giustamente anche per fortuna la nostra è una Basilica ancora che offre opportunità di devozione e di attenzione dal punto di vista spirituale, insomma non è solo un luogo, con tutto rispetto, come sono altre chiese o altre cattedrali che si sono trasformate in musei. Qui la gente viene, trova le messe, trova le confessioni, trova delle celebrazioni. Quindi potremmo dire, da una parte capisco la tristezza che è anche nostra, cioè noi avevamo nelle celebrazioni, non è che ci volesse molto, insomma uno veniva al santo durante le feste di Natale e non trovava certamente un posto a sedere. Adesso questo problema non esiste, insomma, capito? Quindi anche se i posti in Basilica si sono ridotti praticamente di 2/3, perché noi avremmo 800 posti a sedere, abitualmente ne possono stare solo 300 e poco più, però li riempiamo tutti tranquillamente, insomma, perché magari avessimo sempre 300 persone a messa abitualmente, insomma, quindi lo dico con un po' di disincanto, insomma, di fronte alle cose. Però, insomma, credo che questo è un aspetto e chiudo. Quando poi citavo appunto i social, io l'ho vissuto anche con l'esperienza, se vogliamo, della festa del Santo, quando non abbiamo potuto fare la processione, non si poteva fare questo e quest'altro. Cioè alcune cose probabilmente sono complicate, altre forse esigono uno sguardo anche un po' creativo, questo lo dico dal punto di vista pastorale. Poi non so se questa cosa si può estendere
perché so di musei che cercano di fare visite virtuali, so che cioè, chiaramente sono per certi versi delle protesi, sono delle scelte sussidiarie, però è anche vero che non possiamo neanche immaginare che la realtà sia come la vogliamo noi, la realtà com'è, e bisogna anche capire come possiamo anche volgerla in modo diverso, cogliere delle opportunità, trasformarle in occasioni diverse, attivare energie nuove. Io lo dico perché l'ho visto proprio anche dal punto di vista pastorale, insomma, prima parlavamo dei social, ma parlo anche qui per esempio il nostro centro francescano giovani, forse come i giovani più semplici, però non hanno interrotto i contatti, le catechesi, la formazione, la dimensione, diciamo, della relazione. Sì, è vero, come è accaduto per tanta parte della cultura, dell'informazione e della scuola, si è trasferito tutto un po' sull'online. Però questo, ripeto, è diventata anche, si è scoperto un po' anche questa forma di contatto con la gente che forse un po', fino a qualche tempo fa un po' era guardato con sospetto.